Mirko De Girone, 7-2 è un pesante come numero questo risultato, però il centro ha tenuto botta a questo grande Trissino fino in fondo. Sì, abbiamo fatto un primo tempo importante secondo me, abbiamo avuto le occasioni per portarci avanti, anche loro naturalmente, loro sono una signora squadra e l'hanno dimostrato soprattutto nel secondo tempo quando sbagli una volta, due te la concedono, la terza, la quarta, poi ti castigano ed è andata così. Però io parlavo con i ragazzi e dicevo che la prestazione per me, soprattutto ripeto nel primo tempo, è stata importante e una parte del secondo tempo ci eravamo ripromessi di non mollare e non l'abbiamo fatto, abbiamo tentato di rientrare in qualche maniera e quindi adesso è andata così, testa alla semifinale di Coppa Italia e onore al Trissino che ha dimostrato di essere una grande squadra. Tornelli e Ambroso hanno stretto i denti, hanno sofferto in settimana, si sono allenati a fase alterne, anche voi per i problemi della pista non avevate preparato benissimo, diciamo, dal punto di vista così la partita. Per ora, come detto, c'è sabato il Bassano, intanto Muglia abbiamo visto zoppicava un po', speriamo di recuperare anche lui. No, penso che per Samu sia solo una botta, come dicevi te, non ho tirato fuori io l'argomento, no, giustamente di Enrico e di Fede, li abbiamo recuperati all'ultimo, Enrico addirittura non si è mai allenato tutta la settimana e poi abbiamo avuto un problema importante alla pista che non ci ha permesso di allenarsi, però non ho voluto tirar fuori alibi né adesso con voi né con i ragazzi, ci eravamo ripromessi che noi andavamo in pista e facevamo la nostra partita e così abbiamo fatto, nonostante le grossissime difficoltà della settimana che non sono dovute né a noi né alla nostra società che ha fatto di tutto per rimetterci ad agio in pista e recuperare questa situazione e quindi andiamo avanti perché comunque stiamo facendo una stagione molto importante e adesso viene il bello con la Coppa Italia anche con la fase finale con un calendario abbastanza importante e quindi non abbiamo intenzione di mollare. Affronterete il Bassano che vincendo oggi è ancora capolista del campionato, quindi insomma un bel test. Sì, ma come ho detto sempre, il Viareggio e presumo la pensi così anche il Valdagno, lì sono due squadre che vanno a disturbare la Coppa Italia, ma sicuramente non vanno lì per fare da stare in partner al Bassano e al Trissino, quindi ci giocheremo tutte le nostre carte come abbiamo fatto fino ad ora e vinca il migliore assolutamente.